Presidente Pitorra, non è facile commentare il 3-1 in casa con l'Ossede perché ci sono stati tanti frangenti in cui la Nuorese stava rientrando in partita sia sotto di 1-0, poi all'inizio della ripresa prendete subito il raddoppio, poi dimezzate lo svantaggio, nella fase migliore diciamo, della Nuorese, spinta anche dal proprio pubblico, arriva il 3-1, poi il finale è stato difficile perché obiettivamente 2 gol di svantaggio non era semplice. Ma loro hanno colpito probabilmente nei migliori periodi nostri e sono stati bravissimi, hanno giocatori pratici di valore e sono stati bravi. Il calcio è anche questo, sfruttare quelle occasioni che ti arrivano, sfruttarle al meglio, loro sono riusciti. Ecco, è mancato proprio questo, perché nel primo tempo 3 volte è andata alla conclusione Cocco, la palla poi respinta è rimasta lì, mancata la zampata, cosa che hanno avuto loro sul vantaggio. E poi all'inizio della ripresa questo gol, la difesa in uscita, l'attaccante entra, segna, avete un po' contestato. Sì, contestato, poi lo vedremo anche nelle immagini, no? Noi è sembrato fuori gioco, poi l'arbitro e il guardiolino hanno visto altro e 2-1. Ecco, sia dal di fuori che in campo un po' di nervosismo perché si lasciava giocare. L'arbitro però l'avete già incontrato in Coppa Italia e anche in quel caso il metro era lo stesso, cioè fa giocare molto. Vi ha sorpreso questo nuovamente o cosa? No, allora si lascia giocare sullo spalla a spalla, su contatti che non sono cattivi, non quando ci sono entrate brutte da una parte e dall'altra, Certo. non è andato a senso unico. Per me ha condizionato la partita. Infatti poi tra l'altro avete perso nel primo tempo, si può dire, 2 giocatori importanti, Steri appunto in un contrasto, Emerson nel finale, sono entrati subito anche i volti nuovi, la Nuorese sta cercando di rinforzare la rosa, no? Sì, così in settimana abbiamo preso Sanchez e Cocco, oggi ha fatto l'esordio in campionato Catte, che è un giovane molto promettente di Nuoro, è andato bene, non ha sofferto il quadriglio come si Ha dice. sfiorato anche il gol. Ha sfiorato anche il gol, è stato sfortunato però molto bravo, complimenti. Forse la vostra delusione è non accontentare il vostro pubblico, che ha spinto fino alla fine, 3 sconfitte di fila che potevano anche non esserci. Sì, alla luce di quello che è successo in queste 3 partite, meritano tutti e tre la posizione che hanno, però dico che a noi non manca molto per stare lì, Riscatto a San Teodoro. ce lo auguriamo. Grazie Presidente.